Regione e Aero Italia con tierra prosa continuidade territoriale. Des addobbio de su Comitau Pariteticu de Monitoraggio, s'assessora de sos trasportor Barbara Manca attacca sa compagnia chi da Santu Gavine collega sos aeroportor de Linate, Fiumicino a Castello e Terranova in regime de tariffa agevolata pro sos residentes. Pro Barbara Manca Aero Italia, che di attes cancellao de chinar de volos in contrasto in su chi previditi su contratto de servizio. Sutta accusa vinza sar modificas orarias propostas da esa compagnia, chi non torrana che in su piano volos approvau da esa regione. Un comportamento mezzano su Euritalia pros assessora, che in volos cancellaus e orarios diversos comunicau da esa compagnia che senza pedire parre, che in pacu preabisu e che senza nulla osta necessario. Si contesta finzas de no aver rispettaus a regulas pro su trasportu de sas attrezzaduras de sas sociedades sportivas e su divietu de supraprezio e commissiones pro sos servizios chi pertocan sos postos a sedere e bagallius in prusu, senza considerare sul ritardo torrande su dinare de sos billettes in caso de volos cancellaus. Aero Italia però non bista te fa che rispondere a s'amministratore delegato della compagnia, naschie in su 2022, Gaetano Intrieri. Sas criticas desa regione non hanno fondamento e l'unana son numeros e sorfatto, rispondete Intrieri e accusa s'assessora de vaches propaganda politica. S'addì sottolinea che sa compagnia ha aumentato de su 2 chi prochentus a capacitade in sa tratta Castellu-Roma, arribando a su massimo chi può garantire conforme a sa dimanda e a sa sostenibilità operativa. In prospedita sa regione desimpennare prevedinde pro sa continuidade in su bando nuovo una clausola a tutela de sorduchentos traballadores sardos o impinnaur da Aero Italia. Su bando de sa continuidade aerea nova no ergalu pronto e oramai non sa arrivare in tempus pro si scadenzia, in Santu Gavine, de su regime in vigenzia. In su 2019, sos carabinieri de Tempio aian zai abisau e iscrittu che Massimiliano Mulas, 40 annos, mostrava sa punna a delinquere. Che na pura colada l'hanno arrestau in Mestre, che in s'accusa de violenza sessuale aggravata a danno di una pizzinedda de 11 annos. Somine zai condennau 3 volte pro reato scheppare, in su 2019 viti scontande in Tempio su restu di una pena in domo de sa mama. E proprio in cui hai asseiato una viuda che in problemas psichicos e lei ha promittius a convivenza in cambio di dinare. A postir di una perquisizione de hai scolliu informaziones, sos carabinieri aian pedi una misura cautelare sinzalandes a periculosidade a sa magistratura. Cussa sinzalazione, oie s'accattat in sos attor de su dibattimento in curso in su Tribunale de Tempio, ove Mulas est imputau pro aer ingannau un'isente. Pro s'accusa che la fura ordinare a sa femina chi sa promissa della coiubare. Ma nemmos a dau cara a cussos abisos. Mulas, si che standau da esa Sardigna, e a torrau a fa che sormattessi reatos, sempre a danno de feminas, chi portar meda minetta pro si va che sconsignare dinare. In sos ultimos meses finzas a minorennese. In Sant'Andria de su 2024 in su Cuneo ha chircau de abusare de un'altra pizzina, prosi che tramudare a pustis in Veneto e in Mestre uve scapitau s'ultimu vattu. Come opinione pubblica e politica pedini commente è possibile che un uomine che in 20 chimbannor de reatos a pala, zai condennau pro violenza sessuale, abbarret in libertade e poda torrare a delinquere. Risponde s'avvocau suo Ignazio Ballai, intervistau de su Corriere della Sera. A Mulas non l'hanno mai declarau socialmente pericoloso e non ha mai fatto percorso di riabilitazione o curas psichiatricas. Mulas che ha scontato l'ultima condanna in su 2021 in su carcere della Nusè. Estissiu libero, è torrau da esa mama a Tempio e a postissi che torrandau. L'unis indennanti de su Zuzze pro sa convalida de su Vermu, Mulas tramudau in sinteri a su carcere de Gorizia, considerau prus adatto a ospitare detenutos accusados de violenza sessuale, ha deciso di non rispondere, cussizzau de su legale. Sa difesa dau a ischire che ha a valutare sos attor de s'accusa, a pedire una perizia psichiatrica e spessande de pedire a su PM un interrogatorio nuovo a 1 maio.
In tempur de Pasca comincia sempre si stagione de istiu, de su tempur bonu, e torrano a perrere un upore de strutturas in su enugoro e in ozastra. Difatti de una paie annos chi vinza sorritor de Sachida Santa sun diventaus un'attrattiva turistica e chi è venita all'orviere si trattene finzas a pustir de sardier de Pasca. Un turismo che vinza a pacu tempur fisti prus interno e locale, come però si vie sempre de prus a presenza dei stranzos in sarduamizza e sitichentos strutturas che in tottu contano ad oichi mizze seschentos postorlettu desorde che mizza disponibili in tutto su territorio regionale. S'abusivismo però ha barrato un problema per su comparto turistico e sofferta ricettiva, una praga che oramai da me da si chiede curare che si impreude su CIN, su codice identificativo nazionale, obbligatorio pro totus as strutturas, che si spera de bocare a pizzu su balanzo cubau, che in sos ultimos decannos a piessinnau su turismo. In Saligera, a postir di un incidente grave capitato in Camposanto, su comune ha deciso di vacere un sopralluogo per averguare la situazione in generale e garantire la sicurezza dei suoi visitatori. Sapadu Colau, una femmina de 70 battorannos che rutta entri una tumba che accedi una lastra de cimento in uno dei suoi passadissos. Manco male che sa femmina non s'ha fatto nulla de grave, franco, carchi, pista dura. Un fatto, però, che podia avere conseguenze più gravi e che ha posto in pensamento cittadinos e istituziones. A su sopralluogo vattu erisi a piccau partes a commissione de su Camposanto guiada dai su cussizzeri comunale Cristian Mulas. Primo in Sardegna e sue 8 in tutta Italia, de belle, 100 partecipantes, sul liceo scientifico Vermi de Nugoro si conferma protagonista in su concorso nazionale de monitoraggio civico a scuola di Open Coesione. Un altro risultato de primore in sosprude de cannos che hanno partecipato a su progetto sono i staurbindi che sospizzinnos e saspizzinnar desas classes quartas che hanno partecipato a su monitoraggio des ex artiglieria de Nugoro, un'area des esettaros che attire una vita nuova come campus universitario e struttura polifunzionale pro sos cittadinos. Un progetto finanziato che in sorfundos europeos è gestito da su comune de Nugoro che attapie su compimento in una decina de annos. Sa cerimonia de premiazione s'attafà su 9 de maio a vesta de Europa e sos studenti sperano che su premio pro sos primos classificados in Sardegna sia su matessi des anno passato, una visita a sas istituziones europeas in Bruxelles.